Da ieri siamo entrati ufficialmente nel periodo delle festività natalizie. Infatti il simbolo più eclatante, quello che immediatamente ci fa pensare a Natale, quale è? È l'albero di Natale. Ma voi la conoscete la leggenda dell'albero di Natale? Pensate che già nel giardino dell'Eden ci fosse un albero definito l'albero del bene e del male. Quando Adamo è stato scacciato, pare avesse strappato un ramo di quell'albero che poi piantato è diventato l'abete che ha consegnato il legno per realizzare la Santa Croce. Quello stesso albero poi è diventato il simbolo dell'albero natalizio. Albero natalizio, simbolo di luce e di vita. Ora, nel corso degli anni, la ritualità dell'albero di Natale si è modificata, passando attraverso momenti in cui la povertà la faceva da padrone nelle famiglie, che però sentivano lo stesso lo spirito natalizio e avessero la sola possibilità di addobbare i loro alberi di Natale con frutti, rami con frutti o pezzettini di altri legni agghindati in occasione delle feste. Questi stessi alberi però hanno rappresentato da sempre una ritualità, infatti la tradizione vuole che già dall'8 di dicembre si inizino ad addobbare le nostre case con il presepe e con l'albero di Natale, che nel corso degli anni è stato un po' assoggettato alle mode. Pensate infatti che già dall'800 si è passati dagli addobbi con le candele ai primi fili con le luci elettriche, quindi addobbi colorati che si spengono e si accendono e che si sono nel corso degli anni anche allargati ai giardini. Infatti è usanza ormai addobbare non solamente gli interni delle nostre case, ma anche gli esterni delle nostre abitazioni, dove vediamo luci colorate che si susseguono e vediamo grandi simboli legati al Natale. Voi, se siete curiosi di raccontarmi qualcosa, lo potete fare e mi potete raccontare qual è il vostro addobbo preferito.